Parliamo di sanità quest'oggi, lo facciamo con Mary Pallaro, segretaria generale FNP della CISL. Grazie Veneto, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Quindi sindacato pensionati della CISL che mette il naso dovutamente nell'ambito della sanità. Perché? Perché c'è stata un'importante riforma, voi avete detto vediamo come vanno le cose, avete cercato di intervenire più volte anche a livello unitario ma anche come sindacato dei pensionati CISL per cercare di dare delle indicazioni di massima. Adesso capiremo se le direttive che sono state prese soddisfano le vostre aspettative e se siete stati ascoltati o inascoltati nei vari aspetti e sotto i vari punti di vista. Piano sociosanitario, quindi vi spiegheremo anche bene cosa vuol dire sociosanitario, 2019-2023. Con schede sanitarie, che spiegheremo bene di che cosa si tratta, che hanno un'importanza e una rilevanza notevole, sono state riviste, oggetto di contestazione, insomma c'è stato di tutto e di più. Siamo ancora però in itinere, non si chiude qua il capitolo. Allora, Mary Pallaro. Allora, sì, partiamo dal piano sociosanitario. Questo è il secondo piano sociosanitario dopo quello del 2013. Il piano sociosanitario di fatto è una legge regionale all'interno della quale vengono date tutte le indicazioni, le linee guida di quello che deve essere poi il proseguo della sanità in un determinato territorio. Nel Veneto, quindi è importante questo Benedetto piano? È assolutamente importante. Per renderci conto di cosa stiamo parlando. In Veneto stiamo parlando di piano sociosanitario perché tradizionalmente il Veneto c'è l'integrazione tra il sociale e il sanitario, per cui all'interno del piano sociosanitario noi troviamo le attività, le indicazioni sia che riguardano la parte prettamente sanitaria di cura, di assistenza, ma anche tutta quella parte che riguarda il sociale, l'IPAB piuttosto che i servizi del territorio. Dicevamo, il piano sociosanitario è una legge, dà le indicazioni di massima, poi queste indicazioni di massima si trasformano in organizzazione attraverso provvedimenti amministrativi di giunta che sono le schede. Il tema che è quello attuale, attualissimo di questi giorni. Cosa sono le schede? Di fatto le schede vanno a individuare per l'ospedale e per il territorio quelli che sono le specializzazioni, i reparti come li chiamiamo noi, come insomma ci capiamo in questo modo, quanti posti letto per ogni specializzazione e poi se queste specializzazioni hanno o non hanno un primario. Questo per quanto riguarda l'ospedale, che viene inteso il trattamento per acuti, no? Dove noi abbiamo l'emergenza, l'acuti, eccetera. Poi c'è tutta quella parte che invece è di territorio, dove dentro abbiamo tutti i servizi distrettuali, ma abbiamo anche tutte quelle attività di ricovero intermedio, medicine di gruppo integrate, abbiamo gli ospedali di comunità, abbiamo le URT, che anche quelle sono classificate dalle schede ospedaliere. Perfetto. Sulla base di che cosa? Quali sono i parametri che poi possono essere oggetto di discussione e su cui non sempre vi siete trovati conformi alle deliberato? Io devo dire che purtroppo in questa occasione dal piano prima e le schede adesso, come organizzazioni sindacali, noi non abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con la Regione per capire effettivamente attraverso quali elementi la Regione ha raggiunto questi risultati. Le schede, quelle che sono entrate e che sono uscite dalla quinta commissione. Quello che noi sappiamo, perché è previsto, è scritto nella delibera, è che i criteri sono quelli previsti da un decreto nazionale, il DM 70, che di fatti stabilisce che le unità operative, i reparti, devono avere comunque un tasso di copertura posti letto, cioè deve avere un numero di attività sufficienti a garantire la qualità. Questo è vero perché quando si parla di medicina, si parla di sanità, il numero di interventi che si fanno in una determinata struttura determinano la sicurezza, perché ovviamente un chirurgo piuttosto che un medico di medicina è ovvio che più pazienti vede o su più pazienti interviene, più acquisisce una manualità e una conoscenza di questo tipo. Questo è il dato che poi ha determinato anche tutto il dibattito sui punti nascita, no? Che però sono stati rivisti un pochettino, perché alla luce del calo delle natalità di fatto. C'è tutto questo tema e nasce appunto da criteri che vengono da livello nazionale. Ci sono poi dei criteri di carattere generale che sono 3 per 1000 posti letto per acuti, che sono quelli che noi troviamo dentro gli ospedali, più una parte di posti letto che vanno alla riabilitazione e poi abbiamo i posti letto di ospedalità intermedia, ospedali di comunità piuttosto che le URT. Cos'è che non va bene in questo?
Allora, Cioè, cosa non collima con le esigenze del territorio sostanzialmente? c'è un aspetto sul quale, al di là di due casi macro, l'ospedale Sant'Antonio, siamo a Padova, per cui credo che questo sia un tema molto sentito, però non a tutti è chiaro qual è l'effetto che comporta spostare l'ospedale Sant'Antonio dall'ULSS 6 all'azienda ospedaliera, perché di fatto è vero, per l'utente non cambia, perché l'utente non vede chi ci sta dietro la struttura o che nome ha. Il fatto è che l'azienda ospedaliera di Padova in qualche modo viene retribuita attraverso la quota che arriva da IDRG, cioè in base a quanti prestazioni fa prende le risorse. L'ULSS invece viene finanziata attraverso la quota capitaria, cioè la regione finanzia per ogni cittadino di quella ULSS una quota. Quindi riceve più soldi se dipende dalle USL anziché dall'azienda. Certo, nel momento che io sposto questa struttura verso l'azienda ospedaliera, l'ULSS dovrà pagare tutte le prestazioni che verranno fatte a Sant'Antonio all'azienda ospedaliera, spendendo di più di quello che oggi spende per mantenere quella struttura, mandando ulteriormente in deficit la struttura della SEI Uganea. Questo è il motivo per cui tutte le organizzazioni sindacali, la CISL in particolare, ha chiesto che venga modificata, perché poi sappiamo che il tutto nasce dalla prospettiva del nuovo ospedale, Che però a venire, che vabbè, però, allora, ragazzi, nulla anni, toglie 15. che dire, intanto manteniamo le cose come sono, mettiamo in piedi una commissione, verifichiamo cosa può succedere e poi in itinere, a fianco dei lavori del nuovo ospedale, verifichiamo anche quale potrà essere la nuova organizzazione. Ma perché è stato fatto intanto questo cambiamento? In vista del nuovo ospedale? È stato In solo vista del nuovo ospedale, solo la questa? motivazione che è stata data è proprio, io leggendo poi la documentazione, il lavoro, nel sito della regione sono pubblicati tutti i verbali degli incontri che sono stati fatti per il nuovo ospedale, c'è anche questo aspetto, per cui insomma... Non è di poco Che non è di poco conto. Altra questione macro riguarda sempre sul territorio di Padova la clinica di Abano, che l'avevano declassificata, per cui questo poi comportava, e qual era il problema anche lì, no, della declassificazione, che ci rimettevano in termini di tassazione, per cui declassificarla vuol dire aumentare il gettito fiscale. E questo aumento del gettito fiscale riduceva quel finanziamento che permetteva a questa struttura di garantire il pronto soccorso. A questa cosa sembra sia stata ovviata attraverso un finanziamento ad hoc del pronto soccorso di Abano Terme, andando così a garantire... Quindi resta il pronto soccorso di Abano Terme? Perché verrà finanziato ad hoc dalla Regione con un finanziamento a funzione. Aumentando la tassazione comunque, quindi è stata aumentata. Certo, la tassazione aumenta perché quello è legata alla classificazione dell'ospedale. Che non aveva un sufficiente numero di utenti per poter essere classificato in base al decreto che dicevamo prima, una determinata struttura. Ma questa carenza di risorse viene subita dalla Regione attraverso un finanziamento a funzione. Quindi soldi che escono, soldi che entrano. Soldi che escono, soldi che entrano. Altra questione macro era la questione su Venezia, l'ospedale di Venezia, l'ospedale insomma del centro storico, ma anche lì è già stata approvata dal Consiglio regionale un'integrazione al piano sociosanitario che prevede che questa struttura rimanga SPOC. Poi casomai se abbiamo il tempo chiariamo cosa vuol dire hub e SPOC, perché... Infatti questo è importante, ricordiamocelo bene perché dopo ci sono anche informazioni che fanno cultura che sono molto importanti. Io ho qua dei numeri che fanno riflettere. Allora, 68 ospedali, 754 reparti con altrettanti primariati, 19.800 posti letto complessivi, quasi 20.000, dei quali 17.852 per acuti, 1.948 nelle strutture intermedie, con ospedali di comunità, hospice, unità riabilitative territoriali. Su questo volevo puntare l'attenzione, perché io non faccio i conti di acuzione, ma quando si parla di 1.948 strutture intermedie, sono sufficienti? Esistono veramente? Dove si trovano? Chi accede a queste strutture intermedie? Perché normalmente capita che moltissime persone fragili, terminata la fase acuta, da un giorno per l'altro vengono dimesse e ai noi si trovano allo sbando. E qui ci colleghiamo al discorso anche degli anziani, pensionati che hanno avuto una problematica e che mandati a casa sono a carico di chi? Di badanti, quindi non certo personale specialistico, infermieristico, o non hanno riabilitazione, perché poi come si fa a far riabilitare una persona, eccetera. Strutture intermedie dovrebbe provvedere anche alla rimessa in pristino del soggetto che possa, se non altro, alzarsi in piedi, che è già importante.
Allora, questo, tutto il sistema della residenzialità ospedaliera territoriale è stato introdotto non con questo piano ma con il precedente. Per cui stiamo parlando di un tema ma non è mai stata attuata, che è stata attuata ma in parte e comunque non ha in qualche modo adempiuto a quelli che erano i principi introdotti dal piano sociosanitario del 2013. E quali erano questi principi? Io devo avere degli ospedali per acuti che mi danno garanzia di qualità di un certo tipo negli interventi, che possono essere anche concentrati in alcune determinate strutture. Perché quando io ho bisogno del ricovero, questi ricoveri sono poco frequenti e comunque ridotti in termini di giornate di ricovero. Quello che poi invece è la necessità più forte che hanno le famiglie è su tutta quell'attività che è in qualche modo di convalescenza o che è di cronicità, che io ho il bisogno di averlo vicino a casa, perché se pensiamo a un anziano non si può muovere da solo, anche perché c'è un sistema poi di viabilità che non sempre garantisce questi spostamenti, e per cui ha sempre bisogno di un familiare che l'accompagni. Parlavamo prima un 3 per 1000 dei posti letto per acuti. Perché questo 3 per 1000? Perché oggi uno rimane ricoverato in un giorno e il giorno stesso viene dimesso, ma non sempre poi a casa si riesce a dare quella assistenza che è necessaria. E sono state introdotte appunto l'ospedale di comunità o le URT in particolare. Le URT sono le unità riabilitative territoriali dove viene fatta riabilitazione, o l'ospedale di comunità dove troviamo una forma di assistenza diversa da quello che noi troviamo in ospedale. In ospedale è molto concentrata sull'assistenza medica, perché ovviamente parliamo di diagnosi e cura. Quando parliamo di ospedale di comunità parliamo di assistenza. Ecco, ma adesso noi parliamo di questo. Un cittadino che ci sente dice: cosa cerco? Ospedale di comunità, provincia di Padova, provincia di Venezia, provincia di Vicenza, e cosa trova? Premetto, in ospedale di comunità non ci va il cittadino su propria richiesta, ma ci si va solo attraverso un rapporto con la struttura. Per esempio, io sono ricoverata in medicina, vengo dimessa perché non ho più problemi di natura non sto in piedi, però non sono ancora nelle condizioni di poter andare a casa o eventualmente trasferito in una casa di riposo. Ci sono queste strutture intermedie, è lo stesso reparto che attiva il mio trasferimento in questa struttura. Quindi esistono adesso? Esistono. È ovvio che poi, siccome i posti letto sono pochi, qui c'è un altro problema che si apre, che l'ospedale di comunità dopo un tot di giorni non è più gratuito. Ecco. E questo è un altro tema che si ricollega anche con le schede, perché un altro problema che noi insomma vogliamo capire bene fino in fondo, non c'è ancora chiaro, è che all'interno delle strutture per acuti noi avevamo i posti di lungodegenza. Cosa voleva dire? Che quegli pazienti che avevano avuto dei problemi acuti venivano ricoverati in chirurgia, in medicina, in UCI, eccetera, poi non erano più da quei reparti, ma venivano trasferiti in lungodegenza dove avevano una permanenza, lo dice il nome, più lunga. Da queste schede sembra che la lungodegenza sia sparita e in qualche modo viene sostituita dall'ospedale di comunità. Però allora può andare anche bene, però allora ci dobbiamo capire che tipo di assistenza noi diamo, perché la lungodegenza è un LEA che ha determinati parametri di assistenza che sono diversi da quelli che io trovo in ospedale di comunità. Ma l'altro tema è la lungodegenza è gratuita per l'utente. E se io vado in ospedale di comunità cosa vuol dire? Che dopo il 20° 30° giorno io devo pagare una quota? Anche questo è un grande tema sul quale credo sia necessario fare i dovuti approfondimenti. Posso dire più che non i 5-10 posti di chirurgia o di medicina che io posso trovare nell'ospedale per acuti. E sono strutture tutte pubbliche oppure sono anche private? Perché sembra ce ne siano parecchie private. Queste strutture sono in parte pubbliche e in parte private. Nelle schede ospedaliere, quelle che insomma sono in discussione in questi giorni, viene previsto proprio dove devono trovare collocazione. Ne abbiamo in parte nelle strutture pubbliche, in parte nelle strutture private. Questo piano sociosanitario ha aperto la possibilità che gli ospedali di comunità possono essere inseriti anche all'interno dell'ospedale stesso, e noi immaginiamo che questi diventano poi i sostituti delle medicine
della lungodegenza, molti li troviamo dentro le case di riposo, le IPAB, altri li troviamo nel mondo del privato. Ecco, lei è della funzione pubblica, Sì. Inizialmente l'ho qualificata FNP, ho sbagliato sigla, ma è funzione Funzione pubblica, pubblica. della CISL, una N in meno, Sì, sì, è sì. troppo giovane per essere pensionati. Funzione pubblica vuol dire anche situazione di chi lavora nell'ambito della sanità. E lì c'è un altro problema, perché sono 12 anni, se non sbaglio, a spanne, che non viene rinnovato il contratto collettivo. E anche lì c'è un disagio da parte degli operatori del settore per quanto riguarda il privato, no? Certo, proprio oggi CGIL e CISL UIL unitariamente stanno manifestando e oggi proprio noi stiamo facendo uno sciopero perché quando si parla, cioè il fatto di il pubblico si deve comunque confrontare con il privato, ma è ovvio che noi ci dobbiamo confrontare sui stessi elementi, perché se poi abbiamo un privato che strumentalizza i lavoratori e utilizza il dumping contrattuale, perché poi di fatto questi professionisti da 12 anni non hanno un rinnovo di un contratto, voi capite che questo diventa davvero, non è su queste basi che noi vogliamo un sistema di integrazione tra pubblico e privato. Assolutamente. L'altro problemino è la mancanza di personale. Questo è un problema annoso, purtroppo. Che si sta facendo sempre più acuto, perché adesso poi con quota 100, insomma, è una categoria che magari ambisce ad andare anche in pensione. Certo, c'è un problema, noi abbiamo un problema di medici e abbiamo un problema di comparto. È un problema di carenza perché questo li unisce, ma nasce da presupposti diversi. Il problema dei medici, non lo approfondiamo qui adesso, ma sappiamo tutti che nasce nasce a monte dal problema che mancano i posti nella specializzazione, perché poi l'università in qualche modo i laureati li crea, ma poi non ci sono le specializzazioni per questa questione. Per quanto riguarda il comparto invece e anche i medici, c'era una norma nazionale di finanziaria ancora del 2014 che diceva che le regioni non possono spendere per i costi del personale quelli spesi nel 2004, scusate, meno l'1,4%. Regioni come il Veneto, che hanno sempre avuto dei costi molto contenuti per quanto riguarda la sanità, voleva dire mantenere i costi del 2004 ridotti di 1,4%. Questo non ci permetteva di poter fare anche quelle assunzioni che il bilancio ci permetterebbe di fare. Adesso questa norma all'interno di un decreto nazionale è stata modificata, prevede la possibilità di spendere quello che è stato speso nel 2018, ci dovremo confrontare con la Regione per capire effettivamente cosa comporterà nella possibilità di assumere. Quello che è certo è che la sanità del Veneto ad oggi mantiene questo elevato livello di qualità, soprattutto perché abbiamo sia medici sia personale di comparto con un grande spirito di abnegazione, un alto senso di responsabilità che però ha un limite anche proprio fisico per poter essere insomma mantenuto. Assolutamente. Ecco, prima di passare, vediamo se abbiamo anche il tempo per poterlo fare, al discorso invece delle IPAB, che case di riposo, strutture sociali, sociosanitarie, però molto hanno di sanitario perché chi afferisce a queste strutture bene non sta per lo più. Spieghiamo per inciso SPOC e hub che cosa sono, per cui una struttura è un hub quando e quando invece è uno SPOC, e quindi quando i pro e i contro anche per chi ne fruisce. Questo è un tema che mediaticamente è emerso soprattutto quando si parlava di Belluno e di Rovigo, che non erano più strutture hub ma erano diventate strutture SPOC. Cosa vuol dire, traduciamolo in termini comprensibili? Il precedente piano aveva individuato una gerarchizzazione delle strutture ospedaliere, andando a individuare quelle che sono poi le specialità di base che dovevano essere di prossimità e sono gli ospedali SPOC e che hanno le specialità di base, la medicina, la neurologia, l'ostetricia, tutto questo tipo di attività e devono essere previste all'interno delle schede. Prevedeva poi delle strutture di specializzazione più alta che sono gli ospedali hub, che oltre ad avere la media specializzazione e la bassa specializzazione hanno anche l'alta specializzazione. In questo caso sono le strutture provinciali, Treviso, l'ex ULSS, l'ospedale dell'ex ULSS di Treviso, Venezia, l'ULSS di Mestre. Per Padova e per Verona, per cui insomma ci riguarda come territorio, l'azienda ospedaliera è la struttura hub per il territorio di Padova, per cui dove abbiamo sia la bassa che la media specialità.
ma è anche struttura di riferimento regionale di altissima specialità, che copre circa 2,5 milioni di utenti, come l'azienda ospedaliera di Verona lo è per il territorio di Verona. In sintesi noi abbiamo tutta una serie di presidi spoke che garantiscono l'assistenza di base. Certo. Abbiamo 5 strutture nel Veneto che garantiscono sia quella di base che quella media, e abbiamo 2 strutture, le 2 aziende, che garantiscono l'altissima specialità. Vanno bene per quel che riguarda le analisi che avete fatto, sia per chi ci lavora che chi invece che afferisce queste strutture? Sono sufficienti? Sono congrue anche per fornire i servizi richiesti? Che serva una specializzazione per le strutture, soprattutto per quanto riguarda l'alta specialità, è indubbio, perché noi non possiamo ipotizzare di avere una neurochirurgia o un centro trapianti in una struttura che non è adeguata, perché quando parliamo di sanità parliamo di una situazione molto complessa. Quello va bene, quello che a noi preoccupa è che il potenziamento di queste strutture non vada ad impoverire il territorio, perché poi la quotidianità, il 90% degli interventi invece riguardano interventi che riguardano la media e bassa specialità, e questo non deve, questa modalità non deve impoverire un territorio. Perfetto. Pochi minuti per spiegare invece la questione IPAB. A che punto siamo? Allora, anche qua la questione IPAB, mi dispiace sottolinearlo, però insomma, il Veneto che sta chiedendo con forte intensità l'autonomia, il tema del sociale è una delle materie sulla quale la Regione Veneto aveva possibilità di legiferare. È dal 2001 che noi aspettiamo una legge regionale di riforma delle IPAB, ma dal 2001 questa legge non c'è. C'era un progetto di legge che Zaia ha depositato appena era stato eletto in questa legislatura, ma quel progetto di legge è ancora un progetto di legge, non è entrato in Consiglio. Noi non sappiamo perché, più volte abbiamo manifestato, abbiamo chiesto su questo tema e ci dicono adesso deve andare il DEF, piuttosto deve andare il piano, piuttosto devono andare le schede, poi ci sarà, metteremo in ordine del giorno questo tema. Di fatto questo tema non entra. La nostra preoccupazione è che passata l'estate noi entreremo nel semestre bianco, perché l'anno prossimo, come tutti sappiamo, si va a elezioni, e noi abbiamo il timore che questo non verrà più. Però poi forse può essere attuato. cavalcato in questo momento, che è quello buono. Perché... Ma infatti è per quello che noi su questo stiamo spingendo. Ma al di là della riforma, a noi interessa la riforma, ma interessano quelli che possono essere i contenuti di una riforma. Quindi avere più posti letto, più schede ospedaliere. Più posti letto vuol dire mantenere le strutture pubbliche, anche qua. Perché per noi è importante mantenere la struttura pubblica? All'inizio abbiamo iniziato parlando di piano sociosanitario, dove per il Veneto il sociale è determinante. Per noi le IPAB, che dovrebbero essere trasformate da questa fantomatica legge in nuove strutture, dovrebbero essere il punto di raccordo tra l'ospedale e il territorio e diventare di fatto quella cittadella dei servizi sanitari territoriali che avrebbe la possibilità di razionalizzare la spesa per quelle che sono oggi le IPAB e continuare a dare garanzia ai cittadini. Quindi diventa fondamentale, oltretutto anche maggiori più schede ospedaliere, per consentire a più persone di accedere, chi ne ha bisogno, che si trova in condizioni di difficoltà. Assolutamente. Allora, detto questo, prossime azioni che pensate di fare, di intraprendere? Stiamo a vedere come si muovono poi in Regione, cosa ne uscirà dalle varie tavoli di trattativa? Certo, verificheremo cosa uscirà, quelli che sono i risultati poi della delibera definitiva per quanto riguarda le schede e l'operatività. E poi, come per le IPAB, noi stiamo proprio in questi giorni facendo manifestazioni assieme ai pensionati, assieme alla categoria del commercio, con tutte le organizzazioni sindacali nel suo insieme, per fare pressione sulla Regione perché passi questa legge di riforma delle IPAB. Benissimo, Mary Pallaro, segretaria generale Funzione Pubblica CISL Veneto, di essere stata qui con noi. Ringraziamo i nostri amici invece dell'FNP CISL per lo spazio di approfondimento e come sempre a voi grazie di averci seguito. Appuntamento alla prossima. Grazie.